ARPA Friuli Venezia Giulia has launched the spring edition of Terra Rara, a quarterly online magazine bringing the region's environmental data to life for the general public. Lo strumento stagionale, da tutti consultabile online, vuole essere veramente la massima trasparenza dei dati dell'ARPA declinati per chiunque, chi non è addetto ai lavori, quindi capire esattamente lo stato dell'arte del territorio. Abbiamo un piccolo compendio diverso, lo dico sempre, quindi bisogna mantenerlo più bello possibile. Per farlo dobbiamo avere dei dati, avere la consapevolezza di dove viviamo e quindi questo è lo strumento. Non è un ambientalismo becero, estremista, ma vogliamo dare la consapevolezza a chi vive in questo territorio, in questa regione, di amare e difendere il proprio territorio. Questa è la nostra missione, informare, educare per avere un ambiente sempre più bello e migliore. Yes, this is the first number of Terra Rara, Rare Earth. It's the online magazine produced by the Regional Agency for Environmental Protection. This number is dedicated to spring, and so we face several topics related to the spring. One is that of the pollen, but in the frame of the pollen we analyze everything that can be transported by the wind, like for example the Saharan dust. Then we face the topic of how the regional agency faces emergencies. We support authorities monitoring and supplying information to take decisions. We face even the topic of the water, the clear waters, and then we try to use this number to promote what is an important activity carried out by the agency, that is the environmental school. All the material are presented in different formats like podcasts, videos or infographics, and you can find all this article in the website